250 kg di marijuana e 2.250 euro in contanti sequestrati, una persona arrestata e questo è il bilancio di un'operazione antidroga condotta dai carabinieri della compagnia di Quartu e dai militari del comando provinciale di Cagliari che hanno scoperto a Settimo San Pietro una grande quantità di marijuana e una serra per la coltivazione della cannabis realizzata all'interno di un'abitazione. I particolari dell'operazione sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa dal colonnello Ivan Giorno, comandante del reparto operativo del comando provinciale di Cagliari, e del maggiore Valerio Cadedu, comandante della compagnia di Quartu. La scoperta è stata casuale dal momento che i militari della stazione di Sinai stavano posando per una foto istituzionale ieri pomeriggio presso la chiesa di Settimo San Pietro, quando hanno sentito un forte odore di marijuana. Hanno deciso di approfondire la questione e hanno allertato i colleghi della compagnia di Quartu, che avevano in precedenza compiuto indagini nel paese sull'attività di uno spacciatore. I militari, seguendo l'odore della marijuana, sono arrivati all'abitazione di Tullio Montis, 44 anni, residente nello stesso comune. All'interno dell'edificio i carabinieri hanno scoperto 257 kg di marijuana del valore di 2,5 milioni di euro, presente nell'abitazione anche tutto l'occorrente per l'allestimento di una serra e 2 piante di cannabis alte 2 metri. Montis al momento del controllo da parte dei militari non era nella sua abitazione, ma è stato rintracciato dai carabinieri che lo hanno arrestato. I militari hanno anche avviato le indagini per individuare la coltivazione, infatti le piante trovate all'interno dell'edificio non sono sufficienti a giustificare la grande quantità di marijuana ritrovata, pertanto verranno avviate le ricerche per individuare la piantagione che ha prodotto oltre 250 kg di marijuana.